Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Buongiorno e ben trovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, giovedì 30 ottobre e do il buongiorno al nostro Francesco. Ciao Fra, ben trovato. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Come andiamo? Allora, già subito, salutiamo Matteo che ci sta svoltando la giornata. Come sta Buongiorno il uggioso ginocchio, a Matte? tutti. Esatto, questa è la seconda domanda, come sta il ginocchio? Probabilmente per la partita si aprirà una pausa asciutta, seguita poi da un peggioramento notturno. Speriamo bene, la partita non dovrebbe essere disturbata. Grande Matte, mitico. Salvi. Grande Matte. Spero che ci sia una pausa bagnata solo quando c'è Luca nel post partita che deve fare la diretta da fuori lo stadio, così, perché gli vogliamo tutti Proprio bene. bene, In esatto. realtà, esatto. Si aprirà una pasta asciutta, dice Davide. Sicuramente per qualcuno sì, caro Davide. Ciao Credo Roberta, che... ben trovato. Buon Giorgio, Roby, buon Giorgio. Giorgio. Ciao Renato, Vediamo se ciao oggi Daniele. riusciranno Facce. su Luca Di Leonardo a sbagliare il sottopancia dei nostri ospiti dopo Giampiero Gaias. Devo anche Ma questo- devo fare lo screen di Giampiero Gaias della roba di ieri, insomma. Vediamo un po' se ci riesco. Chissà se ci riuscirai. Si aprirà una pasta asciutta. Bellissimo. Questo l'abbiamo detto prima, fantastico. Piovono frastimi. Ma no. Guarda, c'è un commento di Giacomo Saiu sulla diretta della Vigilia di ieri che dice che Sant'Efisio ce la mandi buona. È sempre bello quando viene citato Sant'Efisio. La caviglia va benissimo, non avete fatto danni seri, dice Matteo. Meno Ecco, male, Matte, meno guarda, male. io fossi in Meno te non male ci che il andrei più, caviglia è guarda, ok. con questi giornalisti veramente uno peggio dell'altro, pogari dadi. Sì, siamo proprio in una situazione, Non vabbè, ti ma dico Luca Di sai. Leonardo poi proprio. Ma vabbè, dolori Noto per ovunque. essere cattivo. Io ho già prenotato per novembre e dicembre il carro attrezzi il martedì mattina per alzarmi dal letto. Pensavo Già ti ho volessi detto, trasferire in uno studio di un osteopata direttamente per allora, vivere. la per telefonata è vivere stata lì. fatta, però era solo informativa. E visto quello che mi ha detto, vabbè dai, ci aggiorniamo, ti faccio sapere. Perché non voglio rischiare di trovarmi il ginocchio dietro, come si suol dire. Antonio, ciao, buongiorno Luca e Francesco, come Felice e Gaetano. Vabbè, io mi prendo Felici però, Ti lascio Gaetano. Va bene, Fra? A Rino Gaetano. Rino, certo, ovviamente. Salutiamo il grande Gianluca che oggi fa la doppietta, segnatevela questa. Attenzione, alle 10.07, parole forti. Parole forti. Doppietta addirittura. Sì. Senti caldo. Alla Giocatela grande, direi. questa. Giocatela. No, io non sono contro queste cose. Bravo, anch'io. Non vado. Nuovo taglio di capelli, Fra? No, in Guarda, realtà perfetto. ce l'ho già da lunedì. Da lunedì. E forse non mi sì? aveva visto prima. Ma io non me ne sono, chiaramente ho messo minimamente ma reso ragazzi, conto, ma io proprio, figurati. Io oramai ho questo taglio per cercare di nascondere il più possibile la mancanza di capelli da anni. Ringrazio Andrea, colui che mi fa i capelli da Lo saluti. diversi Io direi anni. anche di invitarlo perché, sai,
Bisogna anche che ti conosce da un altro punto di vista. Giochi terzino oggi contro il Sassuolo? Io sì, terzino tutta fascia. Forse quinto di centrocampo. Mettiamola così. Siamo a Allora, chi posto, allora. segna? Sono entrato alle 20.07, chi fa doppietta? Gaetano, l'ho detto prima. Gaetano. Così dice. Allora, il turno Gaetano e infrasettimanale si poi conferma. un legno anche di Zé Pedro. Attenzione, proprio è Sassuolo a Legno di posto. testa di Zé Pedro, titolare Sas- Zé Pedro. Mhm, ok, Lo sento titolare. sì, ci può stare. Secondo me poi alla fine Mina sa che non so se... Se verrà rischiato? Oh, mi sembra un po' strano, cioè sinceramente, considerando tutto, poi tutto è possibile, veramente, però, cioè, se lo rischiasse davvero, non dico che sarebbe un rischio, però, sai, considerando tutto, non so. Considerando i vari acciacchi per rischiare Sì, e di considerando forse anche il sostituire fatto che dopo poi 20 vai a minuti. giocare, capito, vai a giocare anche lunedì a Roma. Boh. Io Mina me lo terrei più per, te lo posso Per dire, Roma, olimpico. per Sì. l'Olimpico. Tanto Tra non c'è l'altro manca il suo Castellanos, grande quindi... amico Castellanos. quindi siamo perfetti, direi. Manca il suo grande amico Castellanos, quindi insomma. Però E vabbè. ci sta. E se giocasse l'Uruguagio in difesa, quindi Rodriguez? Eh, Ma può succedere di tutto, dipende sempre da chi sono i giocatori disponibili. Alessandro, se Luperto non dovesse giocare, potrebbe esserci un caso. Adesso vediamo. Però non facciamo il processo alle intenzioni. Nel senso che esatto. vediamo la formazione e poi tanto saremo in diretta questo pomeriggio. E nel caso non fosse titolare, allora ne parleremo. Però io direi meglio non pensare prima a certe cose perché magari poi lo ritroviamo in campo e quindi siamo tranquilli e beati. Allora, poi ci sono tantissime domande. Allora, ieri ragazzi, news dall'infermeria, visti alcuni recuperi. Sì, vabbè, l'abbiamo detto, è stato convocato Mina, che potrebbe non giocare dal primo minuto. Assente di nuovo Rog, assente Pintus, vabbè, Belotti, De Jong ancora out. Mi sto dimenticando di qualcuno? Radunovic. È finito, gli altri tutti recuperati. Rog, No, Rog di nuovo l'ho convocato, ho detto, sì, era il primo che ho quelli detto. sono De Sono Jola, queste. Pintus, Radunovic e E Rog. Sono Belotti, rientrati, vabbè, ovviamente Belotti, esatto. sono rientrati Di Pardo, appunto E Mina. Mina. Dunque, E immagino che Liteta anche, che vabbè, È insomma. L'Iteda che praticamente ha avuto quel fastidio, ma alla fine si è allenato regolarmente. Quanto devo donare per averne Andorsi nel post partita di Eh, ieri? un pochino. Se vi quotate magari, Una magari si può colletta. fare, Esatto, esatto. Poi se lo rischiasse sarebbe un rischio. Stiamo parlando di Mina. Poi Mauro dice: ho l'impressione che qualcuno abbia seminato malumore nello spogliatoio. Adesso sto uscendo questa voce, ma sono voci, ragazzi. Allora, per come la vedo io non entro in merito a cose di cui non ho certezza. Perché altrimenti si fa gossip. E penso che sia l'ultima cosa che serva ora il gossip. A poche ore da Cagliari Sassuolo. Parliamo di Cagliari Sassuolo, direi. Assolutamente. Parliamo di Visto che, Cagliari visto Sassuolo. che comunque a breve avremo comunque Antonio Parrotto, direttore di Sassuolo News, il Cagliari bisogna vedere anche, ieri hai fatto la diretta, c'erano diversi dubbi riguardo alla formazione, non mi ricordo, tu hai messo, che formazione hai messo per stasera? Vabbè, ma io ieri ho messo la formazione, la posso anche far rivedere, tanto ce l'ho. Ok, La carichiamo. eccola. Eccola Ah, qua. 4-4-2. Quindi Caprile, Zappa, Mina, Luperto, Obert, Ho il Palestra, dubbio su Brace, Mina, Liteta, ovviamente, come ti dicevo. ok. Ho il dubbio. Ho il dubbio.
ma più che altro per il discorso appunto delle condizioni fisiche, del fatto che c'è la partita lunedì, poi metti anche, magari oggi partita bagnata, anche se comunque, adesso io non so se a Cagliari stia piovendo, se abbia piovuto durante la notte, se pioverà dopo, l'ha detto Matteo Tidili, che dovrebbe piovere, quindi campo magari pesante, il Ora peggio sta possibile, piovendo. ecco, il peggio possibile secondo me per un giocatore che ha problemi muscolari, cioè che è soggetto a frequenti problemi muscolari. Ripeto, è il mio parere, il mio personale parere. Per cui me lo terrei probabilmente, cioè se, chiaramente in caso di necessità lo faccio giocare, ma se questa necessità non c'è, perché rischiarlo e magari Sono d'accordo. creare una situazione che potrebbe ulteriormente aggravare le sue condizioni fisiche. Quindi, secondo me ancora l'Iteta preferito da dopo, sì, se in forma sì, perché intanto perché ha fatto bene contro il Verona nel primo tempo e poi soprattutto perché è un giocatore che a differenza di Adopo mixa bene sia la parte di corsa e di prestanza, anche se non quanto Adopo ovviamente, però in più ha una capacità di lettura che Adopo non ha, cioè di lettura del gioco, quindi è come se giocassi col doppio play, ecco, in qualche modo, anche se poi sia Liteta che Pratti da quando c'è Pisacane hanno imparato a sacrificarsi molto. Assolutamente. Quindi questa è un'opzione che poi chiaramente è variabile anche perché Felici dal primo minuto potrebbe... Allora, Felici quando parte dal primo minuto non è così performante come quando entra a gara in corsa. L'abbiamo visto, insomma, in queste 2 stagioni il gol ha sempre trovato quando è subentrato, mai da quando è partito titolare. Bologna, è vero, uno li ha annullato, uno l'ha sbagliato, però non lo so, anch'io io me la vedrei sempre con un'opzione a gare in corso. Però ci può stare come tipo di formazione. Zappa palestra, ci sta Zappa, un palestra diciamo alla Zortea, l'abbiamo detto diverse volte. Scrivono Andrea che palestra è un po' in calo, ci sta che non sia continuo in tutte le partite, però vedo difficile che palestra non parta titolare stasera fra. Sì, ma poi sai, un giocatore che proprio perché non è tuo te lo sfrutti il più possibile. Cioè, Esatto. Come si dice a cioè, scoppio. esatto, perché tanto che se si fa male, vabbè, tanto non è un tuo giocatore, quindi... No, no, aspetta, no, so. fermo, aspetta. Eh, Quello cosa c'è? no, perché palestra ce lo titolare, ragazzi, stasera deve fare le No, sue. no, non sto dicendo quello, non dico quello, però no, il senso del mio ragionamento era, tanto non è un giocatore Di di tua proprietà, proprietà, certo, per cui, certo. insomma, va Ci bene. sta, ci sta, ci sta. Allora, abbiamo il nostro primo ospite, lo facciamo entrare. Eccoci qua. Ciao Antonio, ben trovato. Ciao ragazzi, buongiorno. Antonio Buongiorno Parotto, Antonio. direttore di Sassuolo News. Come stai? Non Bene? sei a Cagliari, giusto? No, no, Magari. purtroppo è una trasferta, prima o poi la farò, però ancora è una di quelle che mi manca. Vedi, Purtroppo no. da segnare nel calendario. Un bel giovedì pomeriggio non avevi voglia di venire a Cagliari. No, io la voglia ce l'avrei anche, però poi diventa... Problematico. Sì. Allora, Anto, iniziamo subito col presentare la gara. È ovvio che il Sassuolo, senza Berardi, possiamo dire che perde parecchio in fase offensiva. E anche a livello di squadra, di gruppo, insomma, è il leader, lo sappiamo, di questo Sassuolo, da ormai diversi anni. Sì, sono d'accordo, insomma, Berardi non lo scopriamo oggi, sappiamo la sua importanza all'interno del Sassuolo. C'è un precedente però in questa stagione che è la trasferta di Verona di un paio di settimane fa, dove il Sassuolo ha dovuto fare a meno di Berardi per un problemino al ginocchio. Lì è stato schierato Volpato al posto di Domenico Berardi, che poi è il sostituto naturale, no, del numero 10 del Sassuolo, e il Sassuolo ha vinto 1-0. Di solito negli altri anni c'è sempre stata una differenza quasi abissale, lo raccontano anche i numeri, lo raccontano la media punti tra il Sassuolo con Domenico Berardi in campo e il Sassuolo senza Domenico Berardi.
Forse Grosso è riuscito a trovare un po' la quadra anche senza Berardi. Quella di oggi è una prova importante, no? Per capire se il Sassuolo può fare anche a meno di Berardi. Lui, lo ricordiamo, ha accusato un trauma cranico dopo uno scontro di gioco fortuito con Cristante in Sassuolo Roma, gode di qualche giorno di riposo, però sta bene, lo aveva già dichiarato lui con un post sui social, ha rassicurato insomma la società anche con un comunicato, però deve stare a riposo qualche giorno, insomma. Anche lui giovedì pomeriggio in Sardegna, insomma alle 18:30 non è venuto, non viene lì, rimane a Modena, pronto. La guardate insieme, dai. Esatto. Ma la guardiamo in famiglia. Esatto. Si tiene pronto poi per la sfida di lunedì con il Genoa, che è un altro scontro diretto importante. Assolutamente. Fra? No, vabbè, chiaramente Antonio, il discorso di Berardi è centrale in questa giornata, detto che poi Berardi alla fine con Luca qualche giorno fa stavamo controllando un po' i precedenti dello stesso Berardi contro il Cagliari, c'è solamente un gol, giusto Luca? E 2 assist, se non ricordo male. A Cagliari, invece in casa Sì. del Sassuolo qualche gol in più l'ha fatto, però diciamo che non è una delle sue vittime preferite, mettiamola così. Esatto, quindi da quel punto di vista, insomma, è chiaramente una buona notizia per i tifosi del Cagliari. Come cambia il Sassuolo senza il suo capitano? Cioè, di fatto, hai detto con Volpato, giocatore diverso, giocatore molto più giovane anche di Berardi, che ancora forse non è esploso del tutto, cioè è un altro di quei giocatori dall'enorme potenziale che un po' deve confermarsi. Come cambia nella gestione generale proprio della gara senza Berardi? No, allora in queste settimane si sta un po' discutendo non tanto della presenza di Domenico Berardi quanto della sua efficacia in zona d'attacco. Può sembrare un paradosso perché, come ho detto prima, insomma, è un elemento molto importante per il Sassuolo, però dopo l'infortunio a 31 anni, io lo dico già dalla scorsa stagione, mi sembra abbia perso un po' di spunto, un po' di gamba. È naturale, lo dicevo, è stato fermo 7-8 mesi per un problema al tendine d'Achille. Si è ripreso, lui si sacrifica molto, lavora tanto per la squadra, molte volte lo vediamo rincorrere l'avversario anche fino alla linea di fondo campo, quindi sicuramente questo è un segnale importante che dà lui anche alla squadra, è quello che vuole Grosso, però poi inevitabilmente perde qualcosa in fase offensiva. Volpato ha più spunto in questo momento di Berardi, è meno concreto, e forse è lì che deve fare lo step l'ex giocatore della Roma, perché la qualità è innata, la classe c'è, quella insomma si vede ad occhio nudo, però poi deve iniziare a sfruttare queste occasioni che gli vengono concesse, perché poi Berardi gli lascia le briciole, Grosso non lo toglierebbe mai dal campo. A Verona, a mio modo di vedere, non ha sfruttato al meglio questa chance, perché non ha disputato una delle sue migliori partite. Oggi invece dovesse essere scelto lui al posto di Berardi, insomma ha sicuramente una chance molto importante. Come dicevo, lui è il sostituto naturale di Domenico Berardi. Io mi aspetto Volpato in campo. Con la Roma è entrato al posto di Mimmo, ha fatto un paio di spunti, però insomma non si è visto più di tanto. Oggi deve dare una risposta importante, perché poi è un talento, è un classe 2003, ovviamente ha ancora un po' di tempo davanti a sé, però poi le occasioni insomma iniziano a latitare, iniziano poi a sorgere i dubbi, no? sulla sua efficacia, quindi quella di oggi sicuramente sarà una prova del 9 per lui, ecco. Antonio, ieri abbiamo fatto la vigilia, la nostra trasmissione della vigilia che va un po' a studiare anche i numeri. La cosa particolare che è emersa è quanto Cagliari e Sassuolo in queste prime 8 giornate abbiano avuto un cammino praticamente identico o quasi, cioè nel senso veramente delle cifre che sono quasi uguali nei tiri concessi, nei tiri fatti in porta, nei macro numeri, ovvero i gol fatti, subiti. Che partita ci dobbiamo aspettare secondo te stasera, anche in base a questo? Perché ieri qualche nostro commentatore diceva mi gioco lo 0-0, viste le statistiche, invece io dico secondo me potrebbe essere anche il contrario, cioè molti gol, proprio perché
perché sono due squadre con queste cifre abbastanza uguali. No, è vero, sicuramente una partita scorbutica. Il Sassuolo sa che deve rimboccarsi le maniche, insomma, venire a giocare a Cagliari non è semplice, lo ricordava anche ieri Mister Grosso, sia per l'ambiente sia anche per fisionomia che ha dato Mister Pisacane alla sua squadra. Io lo seguivo un po' dall'anno scorso il Mister del Cagliari perché sono sempre molto attento a quello che dice Mister Bigiga, che è l'allenatore del Sassuolo Primavera. Devo dire, lui parlava già molto bene di Pisacane l'anno scorso. Quindi poi da lì ho iniziato un po' a seguirlo con maggiore attenzione, dico la verità, ed è un allenatore insomma che sta facendo bene, no? Da una parte mi ha sorpreso perché poi insomma è la prima esperienza in prima squadra, non è mai facile. Dall'altra però, dato che come ho detto poc'anzi stavo iniziando già a seguirlo, sono sicuramente meno stupito perché poi ho iniziato a vedere che tipo di allenatore è, come lavorava con la Primavera, insomma ha raggiunto poi un risultato straordinario. Grosso è un allenatore che bada più alla sostanza, è diverso rispetto agli allenatori che ha avuto il Sassuolo in passato, no? Penso a De Zerbi, a Di Francesco, anche un po' il primo Dionisi soprattutto, pensavano più allo spettacolo, più a vincere 1-0 che a subire un gol in meno. Grosso invece mi sembra un allenatore più con una fisionomia, con una filosofia, scusate, diversa, cioè prima non prenderle. Per questo forse oggi può essere una partita forse da 0-0 o comunque al massimo da 1-1 con pochi gol. Il Sassuolo nelle ultime due gare non ha segnato, non segna più o meno da 210 minuti. L'ultimo gol, quello di Pinamonti in trasferta a Verona, ovviamente un dato insomma relativo che parla solo di due gare e mezzo, ecco, da prendere comunque con le pinze, però anche per l'atteggiamento, ad esempio, visto a Lecce, insomma, il Sassuolo è sceso in campo con un blocco basso contro il Lecce in trasferta, proprio magari per portare a casa quel punticino che poi è importante in un cammino difficile per raggiungere la salvezza. Per questo dico che il Sassuolo un po' ha cambiato tipo di gioco, l'idea di gioco, e per questo può essere una gara scorbutica, complicata per entrambe le squadre e magari con qualche fallo di troppo. Luke? Ci sta. Allora, Anto, ti giro una domanda da parte di un nostro utente che dice: potete chiedere al vostro ospite chi sta overperformando quest'anno al Sassuolo, e io integro. Da un punto di vista offensivo probabilmente non si è ancora ritrovato il vero Lorientè, che con la Roma è partito dalla panchina, ha giocato Fadere, questo già sapevamo, insomma, di questa staffetta, diciamo, lì sulla fascia sinistra. E invece parliamo di Matic, che comunque, ne abbiamo parlato in altre sedi, Anto, è un giocatore che si è messo a disposizione del Sassuolo ed è il vero fulcro del gioco del Sassuolo. Sì, infatti avrei risposto Matic, anche se parliamo comunque di un campione, di un centrocampista affermato, insomma, ha vinto tantissimo, il giocatore più titolato della storia del Sassuolo, a indossare la maglia del Sassuolo. Anche lui, no? In un campionato comunque dove abbiamo visto c'è tanto spazio per i vecchi, anche lui si sta ritagliando comunque uno spazio importante, è già diventato vice capitano. Ha un aplomb, insomma, si è presentato molto bene all'interno dello spogliatoio, è un leader nato, la squadra lo segue, insomma, quando prende la parola Matic ovviamente stanno tutti lì ad ascoltarlo. Penso che un giovane, ad esempio, come Lipani possa apprendere tanto da un campione come Matic e crescere alla sua ombra. Ovviamente quando arriva un giocatore così, sai, c'è sempre il dubbio, no? Viene qui a svernare oppure viene qui a giocare da protagonista, a dire ancora la sua. Ecco, lui ha ancora voglia, è un giocatore ancora che non ha alcuna intenzione di smettere, e sì, qui veramente è stato sempre uno dei migliori, per tornare in tema fantacalcio, no? Uno da 6,5 in questo momento, in questa prima fase del campionato. Sul Lorientè mi trovi altrettanto d'accordo, perché
sta un po' deludendo le attese, viene da un titolo di capocannoniere vinto in Serie B, quindi da un'annata molto importante. È chiaro che parliamo di due livelli differenti, però in questo momento sicuramente anche a livello di prestazione, ecco, non solo in termini di gol, sta un po' deludendo. Nell'ultima gara ha giocato Fadera, vittima anche del turnover per questi impegni ravvicinati, però è uno dei giocatori più sostituiti in Serie A. Lorientè viene sempre sostituito tra il 60° e il 70°, quindi non riesce a trovare continuità. A Lecce ha fallito un'occasione direi clamorosa, perché in contropiede in campo aperto poteva fare di tutto, ha fatto forse l'unica cosa che non doveva fare, cioè ha sbagliato il servizio poi per Pinamonti, che era da E solo poi in è area. uscito, infatti, E poi infatti da subito. lì, e poi dopo 30 secondi Grosso probabilmente sì. ha perso la pazienza e l'ha sostituito. Insomma, lì un errore del genere da un giocatore poi come Lorientè non te lo aspetti, cioè poteva veramente controllare, puntare la porta, servire molto meglio Lorientè e Pinamonti in aria, però insomma ha scelto quel passaggio così forte sul secondo palo dove non c'era nessuno, veramente senza senso. Poi è chiaro, noi guardiamo, siamo in tribuna, siamo davanti alla TV, però insomma da un giocatore con quella classe, anche con quell'esperienza, perché poi ormai Certo. un 98, insomma un errore del genere non te lo aspetti. E Fadera sta rosicchiando un po' di posto nelle gerarchie, perché quando entra fa bene, con la Roma è stato un po' l'unico ad essersi reso pericoloso nel primo tempo, quindi deve stare attento anche Lorientè. Prima di dare la parola a Fra, ci sono due domande, te le giro subito. La prima è di Gianluca Brunda che dice: ero curioso di sapere questa cosa. Dopo anni di Europa e tanto player trading, l'obiettivo salvezza vale solo quest'anno o effettivamente il club si è ridimensionato dopo la morte di Squinzi? No, questa del ridimensionamento dopo la morte di Squinzi è una notizia, diciamo, che gira, forse una speranza, no? Anche di qualche tifoso, non parlo con il ragazzo che ha postato la domanda, parlo in generale, a cui il Sassuolo non è molto simpatico. In realtà no, il ridimensionamento non c'è stato, la proprietà continua a investire nelle strutture, ha costruito il Mapei Football Center, che andrà anche ad ampliarsi, insomma l'obiettivo è di costruire anche una foresteria, un nuovo campo da gioco, sta lavorando tantissimo sul terreno di gioco del Mapei Stadium, rinnova ogni anno, ci sono dei lavori ogni anno al Mapei Stadium, anche lo Stadio Ricci, che è il vecchio stadio di Sassuolo, dove attualmente gioca il Sassuolo Primavera e il Sassuolo Sì. Femminile. Ci sono stati dei lavori di ammodernamento, il terreno di gioco è stato rifatto con le stesse caratteristiche del Mapei Stadium, quindi sono dei segnali comunque, a mio modo di vedere, importanti. Poi quest'anno sul mercato ci sono state un po' di difficoltà legate all'indice di liquidità, perché se andate a vedere il Sassuolo ha acquistato solo 2 giocatori di proprietà ed è un po' un unicum, perché sentivo prima parlavate di Palestra, no? Che in prestito il Sassuolo non ama, ad esempio, prendere giocatori in prestito secco proprio per evitare di valorizzarli per un altro club. Il Sassuolo, se investe su un giocatore, ha questa filosofia da sempre, vuole valorizzarli per se stesso, appunto poi per quel discorso legato al player trading, perché poi magari fra 1, 2, 3 anni li può rivendere a caro prezzo. Quest'anno è stato un po' fatto un mercato differente. Izes e Candé sono stati gli unici 2 acquisti, più o meno a 11 milioni di euro più bonus. Gli altri sono arrivati tutti in prestito, ma con diritto o obbligo di riscatto, quindi comunque con la possibilità di acquistarli poi tra un anno. I riscatti totali arrivano a 50 milioni di euro. Io non so se arriveranno, se resteranno poi tutti in nero-verde l'anno prossimo, però se penso a Muric, 10 milioni, che insomma è un altro che sta overperformando, sta facendo veramente bene in questa stagione. Conè può essere riscattato a 12 milioni, non mi sembra un ridimensionamento da parte del Sassuolo. È chiaro che arrivando da un anno in Serie B, bisogna anche partire con i piedi per terra, come è giusto che sia, e soprattutto bisogna dimostrare di aver imparato la lezione di 2 anni fa, perché io credo che il Sassuolo abbia un po' peccato di presunzione un paio di anni fa. Quest'anno invece si parte con l'obiettivo salvezza, con la consapevolezza di dover lottare, perché non perché sei il Sassuolo e alle spalle Mapei ti viene regalata la salvezza, ma devi batterti anche con Udinese, Verona, Lecce,
Cagliari, Genoa, comunque con le squadre del tuo livello che probabilmente giocheranno il tuo campionato. Gli altri anni il Sassuolo spesso vinceva con le big e faticava con queste squadre. Quest'anno mi sembra un po' almeno in questo inizio di stagione, la tendenza è stata un po' invertita ed è un segnale importante. Fra? Sì, Antonio, hai citato Muric, che è sicuramente una delle novità più belle di quest'anno, scusate, del Sassuolo, che doveva teoricamente partire con Turati, no? Dacci la conferma. Teoricamente sarebbe dovuto essere Turati il portiere titolare, visto che poi è un giocatore di proprietà del Sassuolo, è andato in prestito per tanti anni, un po' ovunque in Serie A. E poi invece si è puntato su questo portiere, mi pare di assoluto livello. Sarà anche la sfida tra due ottimi portieri, tra lui e Caprile, quella di stasera. Vero, una bella sfida a distanza. Stimo Caprile, insomma, portiere fortissimo, un grande acquisto da parte del Cagliari. Muric mi ha sorpreso. Abbiamo parlato anche in estate con Luca, no? In altre sedi, del ballottaggio fra Muric e Turati. Io mi aspettavo di più Turati, non conoscendo Muric, devo dire la verità. Proprio per questi discorsi, insomma, Turati è un portiere di proprietà, il Sassuolo lo conosce bene, l'ho acquistato Francesco Palmieri nel settore giovanile, quando era il responsabile del settore giovanile, veramente per un tozzo di pane dal Renate. Ora Palmieri è il direttore sportivo della prima squadra, quindi lo conosce probabilmente meglio di tutti. Forse c'è anche, ad essere maliziosi, c'è anche un po' di ripicca da parte del Sassuolo, perché Turati l'anno scorso non si è comportato benissimo con il Sassuolo, i dirigenti ci sono rimasti male, cioè l'anno scorso c'era Consigli, che poi è stato messo fuori rosa per un anno. Il Sassuolo credeva di avere già in mano il sostituto, l'erede di Consigli, cioè Stefano Turati. Lui invece non voleva restare assolutamente in Serie B, si è impuntato, non c'erano offerte, perché poi nessuno ha presentato un'offerta concreta per Turati. Alla fine è arrivato il Monza in prestito e il Sassuolo ha dovuto assecondare la volontà del ragazzo e lo ha ceduto in prestito al Monza. Ha puntato su Moldovan, un portiere dell'Atletico Madrid, che tra l'altro ha fatto bene, poteva essere riscattato per 800.000 euro, ma non è stato riscattato. Poi quest'anno è tornato Turati e il Sassuolo ha deciso poi anche di scommettere su Muric. Prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro. Qualcuno rideva anche in Kosovo, io leggevo gli articoli quest'estate, insomma sembrava una cifra veramente esagerata questo riscatto a 10 milioni di euro. Ora, a vedere le prestazioni di Muric, forse sembra anche poco. Sembra anche poco. Perché è veramente un portiere che sta parando tantissimo, delle parate importanti, quella su Zaccagni con la Lazio, a Verona su Serdar, Pazzesca. all'incrocio, un tiro su Zaniolo con l'Udinese, 3-4 parate contro l'Inter, una rovesciata di Pio Esposito all'interno dell'area piccola, e poi soprattutto abbiamo intervistato Izes dopo l'ultima gara con la Roma. È un portiere che dà sicurezza, perché sulle palle alte, avendo una stazza quasi di 2 metri, esce i palloni sono tutti suoi, dà un grande segnale alla difesa. Tu, difensore centrale, sapendo che alle spalle un colosso del genere, sei anche più sicuro in campo. Ed è stato un grande acquisto da parte del Sassuolo. Complimenti allo scouting, ed è veramente una bella sfida a distanza questa sera. Sarà sicuramente una bella sfida a distanza, perché poi leggevo, non mi ricordo dove, qualcuno diceva Caprile, insomma, probabilmente l'anno prossimo poi sarà una delle plusvalenze del Cagliari, no? Perché è inimmaginabile poi, insomma, pensare, cioè, che non ci saranno offerte la prossima estate per un portiere del genere, perché veramente anche lui è uno dei top in questa Serie A, sta facendo benissimo, e poi è anche italiano, insomma, non guasta, visto che se in nazionale livello portieri devo dire che è molto molto alto, però insomma sempre meglio averne qualcuno in più. Assolutamente. Prima di salutarti, Anto, ti chiedo un po' quale può essere la formazione del Sassuolo, viste anche le diverse, magari turnover, magari ritornerà, insomma, spazio a te perché non voglio spoilerare niente, dici tu, insomma, quale può essere la probabile formazione del Sassuolo per stasera?
No, è difficile perché poi ne parlavamo. Ieri ho provato un po' a stuzzicare Grosso su questo argomento, in particolare su Pinamonti, con un po' di turnover. Insomma, lui ha detto che ama tanto variare, l'abbiamo visto soprattutto l'anno scorso, però visto anche il momento, ama anche dare certezze alla squadra. Quindi sì, mi aspetto un turnover, ma come si suol dire, un turnover ragionato da parte di Grosso, quindi immaginiamo il solito 4-3-3 da parte dell'allenatore neroverde. Ci sono 6 giocatori indisponibili, tra i titolari manca soprattutto Domenico Berardi, rientra Tariq Muaremovic, però come ha detto lo stesso Grosso partirà dalla panchina. Manca Filippo Romagna che avrebbe potuto sostituire Muaremovic, si è fatto male nell'ultima partita, lesione al soleo, quindi fuori probabilmente 2 È mesi. troppo sfortunato Romagna. Troppo, È veramente incredibile. un ragazzo bravissimo, professionista serio che non merita veramente questa sfortuna, veramente una roba incredibile. Ogni volta che vedo Filippo farsi male, veramente un colpo al cuore, mi dispiace veramente tantissimo perché insomma è stato fermo 3 anni. Questa Serie A se l'è riconquistata con le unghie e con i denti, merita veramente maggiore fortuna. Non ci sarà appunto quest'oggi. Muric tra i pali, io penso che possa esserci una chance per Koulibaly sulla fascia Sulla destra. destra, con un turno di riposo per Valukiewicz, a sinistra Doig e al centro poi Izes e uno tra Kandé e Valukiewicz, perché anche lui è un difensore centrale, però in questa fase sta giocando soprattutto sulla destra. Centrocampo a 3 con Matic, Koné, e dovrebbe esserci il ritorno di Vranks al posto di Torsved dal primo minuto. In attacco abbiamo detto dell'assenza di Berardi con Volpato al suo posto, a sinistra il rientro di Lorientè dal primo minuto, e poi c'è questo ballottaggio fra Pinamonti e Khedira, con l'ex Frosinone che scalpita per rubare la maglia a Pinamonti, che sin qui è sempre stato titolare, quindi potrebbe anche partire dalla panchina per quest'oggi. Perfetto, perfetto. Anto, ovviamente noi ti ringraziamo per il focus sul Sassuolo, ci sentiamo chiaramente in privato per le ultime news e in generale, lo sai Anto, ci mancherebbe. Grazie, grazie davvero. Per tutte le news invitiamo sassuolonews.net dove trovate tutte le info relative al Sassuolo. Potete chiedergli se firmerebbe per un pareggio. Firmi? Telegrafico, risposta sì, no. Sì, Ci sta. pareggio a Cagliari io firmerei, sì. Ci sta. Sì. Grandissimo. Grazie Antonio. Grazie Buon a voi. lavoro, Anto. a Ciao presto. ragazzi, buona giornata. Ciao Ciao. Antonio, ciao ciao, ciao ciao. Eccoci qua. Perfetto. Bene, vedo che è già arrivata Sofì Blasi, ma le chiediamo un minutino di attesa, giusto per rispondere a un paio di domande. Quella su Chilixoi, Luca, Sì, che adesso la giusto prendo. per chiudere un po' il discorso Cagliari, per riaprirlo poi stasera. Ce sono varie tra l'altro. C'era questa, però ce n'era anche un'altra che ho segnato prima. È sempre che sua. siete sempre sua. Mi piacerebbe Ecco, davvero ecco. sentire cosa pensate della questione inquietante del turco. Molto semplice, caro Francesco. Io credo che Pisacane non sia masochista e neanche sadico allo stesso tempo, che quindi non abbia nessun interesse a tenere fuori Chilixoi se merita, e non abbia nessun tipo di interesse a non farlo giocare se può essere utile al Cagliari. Probabilmente in questo momento, fermo restando che nessuno di noi può seguire gli allenamenti e quindi non sappiamo di preciso quelle che sono le notizie che ogni giorno escono dal centro sportivo di Assemini, se non quelle che il Cagliari fa filtrare. Pertanto, se evidentemente non gioca e non ci punta, un motivo c'è, e non penso che sia quello che Pisacane è cattivo o non ha il coraggio di metterlo in campo. Nelle occasioni che ha avuto, non mi pare che soprattutto nell'ultimo periodo con la maglia del Cagliari, tolta la fiammata e la bella partita contro la Virtus Entella in Coppa Italia ad agosto, poi in campionato abbia fatto la differenza. È chiaro che, penso anche alla partita per esempio al primo tempo con il Frosinone, sempre in Coppa Italia, io credo che tutte queste attese e aspettative nei suoi confronti non lo aiutino, soprattutto considerando il fatto che è un ventenne che arriva dalla Turchia, che non ha mai giocato fuori dal suo paese, che non parla
o che non parlava comunque altre lingue se non il turco, pensare che sia Messi anche nei suoi confronti penso che non sia esattamente molto positivo. Ha fatto bene con la nazionale Under 21 turca in 2 partite in cui insomma, il livello era abbastanza basso, per utilizzare un eufemismo. Un giocatore di sicuro talento, che però la mia impressione, avendolo anche visto in allenamento le volte che c'è stato permesso, è che sia un giocatore a cui è stata ammessa troppa massa muscolare e troppo in fretta, cioè lo si è gonfiato, passatemi questo termine, si è ingrossato un po' troppo e un po' troppo in fretta, e probabilmente questo non aiuta anche nel suo sviluppo poi da giocatore, fermo restando che per quanto mi riguarda è un giocatore molto valido e che io spero di vedere in campo il prima possibile, ma non faccio io le scelte di formazione. Ciò detto, passiamo alla seconda parte di trasmissione, e io personalmente sono molto contento di avere con noi Sofì Blasi. Ciao Sofì, come stai? Ciao Francesco, Ciao. tutto bene tu? Tutto bene, un'amica di 131, Sofì, libero della Futura Volley Giovani Busto Arsizio, 2 anni all'Ermea Olbia, ci siamo conosciuti in Sardegna. Intanto Sofì ti chiedo come stai, come sta andando questo inizio di stagione? Dai, io sto bene, abbiamo iniziato già da un po', noi i primi di agosto eravamo già qui a Busto ad allenarci. E il campionato è iniziato da poco e diciamo che poteva andare un po' meglio l'inizio, però vabbè, è un campionato lungo, quindi dai, siamo comunque fiduciosi, quindi insomma, un po' così. Un rapporto un po' contrastato con il tie break, vero Sofì? Sì, ne abbiamo fatti 3 su 4 partite, quindi direi che ci piacciono abbastanza per ora, però Esatto. speriamo le prossime Di cambiare un po'. Allora, ti chiedo subito intanto la domanda più banale che possiamo farti in questo momento, se ti manca la Sardegna, perché dopo i 2 anni a Olbia, con diverse soddisfazioni personali e di squadra, noi ci eravamo sentiti ad aprile, lo scorso aprile, per una bella intervista. Ti chiedo quanto ti manca la Sardegna. tantissimo. Son sincera, tanto, tanto e vabbè, lo sai, come ti avevo già detto, mi son trovata veramente strabene con tutti le persone, e ho conosciuto persone veramente speciali che in realtà poi adesso faccio fatica a vedere perché chiaramente è lontano, no, poi allenandosi tutti i giorni è difficile, quindi ci sentiamo, però non è la stessa cosa, quindi mi manca tanto proprio il posto, la gente. Qui è diverso, non è la stessa cosa, quindi sicuramente molto. Beh, da Olbia a Busto Arsizio, insomma, non ce ne C'è un po' vogliono di gli amici di differenza. Busto, però Eh, un po' di Ci sta. differenza, diciamo, un po' Ci di sta. differenza c'è. Un po' di differenza c'è. Con le ex compagne vi sentite ancora? Sì, 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 ogni tanto ci sentiamo quasi tutte e ci chiediamo come vanno i campionati, che ormai sono iniziati tutti, come ti trovi, quindi sì, sì, rimaniamo in contatto e questo mi fa molto piacere perché comunque non è scontato, a volte un po' si perdono i rapporti, invece il gruppo che avevamo l'anno scorso era veramente bello e quindi siamo ancora in contatto, ci sentiamo abbastanza spesso anche. Ecco, Sofì, diciamo 4 punti in queste prime 4 giornate, appunto, con la Futura Volley. Differenze tra quest'anno e l'anno scorso a livello proprio anche di girone, di livello del campionato, secondo te? Ma allora, diciamo che ogni anno il livello del campionato si alza e quindi nessuna partita è mai scontato, comunque da sottovalutare. Sicuramente quest'anno non trovi squadre che proprio dici vado lì tranquillo, sereno, posso anche giochicchiare comunque magari non al mio massimo e essere quasi convinto di portare a casa il risultato. E quest'anno tutte le partite sono toste, e nessuna è scontata e quindi diciamo che bisogna andarli sempre con la testa e la voglia di vincere, poi è chiaro che ogni partita è a sé e
abbiamo iniziato un po' sotto le aspettative rispetto a quello che comunque pensavamo, però è chiaro che siamo all'inizio, il campionato è lungo e quindi siamo un po' non deluse, però siamo un po' così, insomma, perché non ce l'aspettavamo, però allo stesso tempo guardiamo avanti e sappiamo che abbiamo ancora tantissime partite da giocare. Sì, poi tra l'altro, come diciamo prima, su 4 partite, 3 sono finite al tie break, 1 l'avete vinta e 2 l'avete Sì. perse, quindi poi questo dimostra anche insomma, quanto sia competitivo effettivamente anche il campionato e la vostra rosa. Prima di passare la palla a Luca, Sofì, ti chiedo, chiaramente questa è stata l'estate o comunque la fine estate del volley italiano, doppio titolo mondiale, prima con la femminile e poi con la maschile. Avevamo già parlato, se ti ricordi, un po' di questo tema, parlando un po' dell'oro olimpico, no? degli effetti dell'oro olimpico dopo Parigi. Chiedo a te, che sei appunto interna al sistema, se hai notato delle differenze in generale, proprio anche a livello di narrazione e di considerazione mediatica, anche per la Serie A2, dopo questo momento meraviglioso vissuto dalla pallavolo italiana. Beh, sicuramente ha aiutato. È chiaro che negli ultimi anni la pallavolo sta facendo davvero bene, quella femminile soprattutto perché comunque ha vinto qualsiasi cosa c'era da vincere e quindi questo ha sicuramente aiutato, ha aumentato la visibilità della pallavolo femminile che in generale gli sport femminili sono quelli un po' meno seguiti rispetto a quelli maschili, quindi chiaramente questo ha dato tantissimo seguito alla pallavolo femminile e poi quest'anno anche alla maschile perché poi anche loro hanno vinto e penso anche per la Serie A2. Sicuramente non siamo ai livelli della 1 ancora perché comunque non abbiamo per esempio la diretta Rai una volta a settimana di una gara, però secondo me ha più seguito, è chiaro che non è come la 1, è diverso, però sicuramente ha aiutato. Quello sì, il numero di visibilità e di spettatori che ci sono anche alle partite di Serie A2. Quindi un effetto un po' di trascinamento, ecco, in positivo anche da questo punto di vista. Luca, a te il pallone. Detto che io comunque ho una figlia di 9 anni che adesso incomincia a parlare di pallavolo, quindi anche da questo punto di vista ti rendi conto, lei fa danza e quindi alla ricerca, ormai quest'anno penso di no, sono riusciti un po' a trattare da questo punto di vista, però ecco, la pallavolo è uno di quegli sport che è entrata, diciamo, nel lessico di mia figlia che non conosceva, pallavolo, basket, pattinaggio, insomma, tutte queste situazioni qua. Ti chiedo invece, a livello personale, tu vieni da 2 anni dove sei stata il miglior libero in A2. Quest'anno è cambiato squadra, è cambiato zona, mettiamola così. Qual è il tuo obiettivo? E effettivamente poi, visto che hai fatto anche lo stage con Velasco, se comunque hai la volontà, insomma, l'obiettivo, l'ambizione di salire di categoria e chiaramente di essere di nuovo chiamata dalla nazionale. Beh, sì, diciamo che io sono molto contenta dei 2 anni passati, non solo a livello personale, vabbè, in generale anche di squadra, è andata bene e poi per me era una cosa nuova, nel senso che prima di arrivare a Olbia io facevo il libero da 1 anno in cui comunque avevo giocato poco e quindi anche Olbia con me è stata brava e la ringrazierò sempre per avermi dato questa possibilità perché comunque chiamare qualcuno a giocare tutto l'anno in un ruolo che per me fondamentalmente era Era nuovo. nuovo, non è scontato. Però è andata bene e sono molto contenta e quest'anno chiaramente vorrei riconfermarmi. E l'ambizione è quella e chiaramente il mio obiettivo è quello lì, non mi nascondo, però sono anche dell'idea che ognuno debba fare il proprio percorso, quindi sicuramente cioè, non ho l'obiettivo di dirmi no, l'anno prossimo per forza devo andare in A1 o per forza fra 2 anni devo essere in nazionale, cioè le cose credo che debbano un po' venire da sé, io chiaramente continuo a fare quello che so fare e poi se andrà bene io sarò più che contenta, però non senza affrettare un po' le cose, ecco, cioè il percorso è quello e quindi va seguito, tra virgolette. Perfetto. Se sono rose fioriranno, si dice. Esatto. Fra? No, torniamo un po' a questa stagione, appunto, Sofì. Qual è secondo te il vostro punto di forza di questa nuova avventura con la Futura Volley?
Beh, allora le ambizioni sono alte e quindi è anche per questo un po' che questo inizio ci ha un po' fatto rimanere così, però è chiaro che siamo un bel gruppo, siamo anche un gruppo giovane perché comunque di ragazzi di esperienza non ce ne abbiamo poche, sì, c'è gente che fa da tanti anni la 2, però comunque sono ragazzi giovani e io compresa perché sono una tra le più grandi, quindi siamo un gruppo mediamente giovane che però ha molta voglia di fare, ha molta voglia di lavorare, quindi credo che questo alla lunga ci possa portare anche dei risultati. C'è un po' quella spensieratezza che i più giovani hanno e che è così, poi è chiaro, dobbiamo ancora lavorare dal punto di vista tecnico e ci sono tante cose da sistemare, però lo stiamo facendo, in palestra stiamo lavorando bene e quindi credo che comunque continuando così poi i risultati arriveranno. C'è il commento di Gianluca che dice: tanta stima per Sofì, il libero è un ruolo tosto, detto da un opposto con gli avambracci sistemabili solo con una levigatrice. Immagino che Gianluca giochi a livelli infimi dopo dopo questo Tipo il commento. calcetto del lunedì. Qualcosa del Peggio, genere. secondo me anche peggio. No, torniamo un po' al livello, cioè a parlare di nazionale. Perché appunto Luca ricordava anche lo stage dell'anno scorso insomma, con Velasco. Ti aspettavi la vittoria ai mondiali della nazionale femminile? Dopo loro, cioè nel senso, perché secondo me è anche, da una parte è facile dire sì perché erano le invincibili, non perdono un sacco di tempo, però allo stesso tempo secondo me poi quello aumenta ulteriormente anche la pressione sul gruppo. Beh, allora, aspettarsela, sni, come hai detto tu, è chiaro che ovviamente dopo la vittoria delle Olimpiadi noi ci aspettavamo, insomma, che l'Italia facesse sicuramente bene, che arrivasse tra le prime quattro e che comunque tutti volevamo che vincesse. Poi è chiaro che è facile a dirlo, difficile farlo, nel senso che comunque l'obiettivo delle altre squadre era diventato battere l'Italia, chiaramente, perché dopo la vittoria delle Olimpiadi l'obiettivo era quello, poi l'Italia anche in National League prima ha vinto tutto, quindi è chiaro che l'Italia è diventata un po' come la squadra da battere e questo chiaramente porta alla pressione poi delle ragazze che vanno in campo sicuramente, però in quello Velasco sappiamo che è un campione, cioè lui è in grado poi di riuscire a far mantenere la calma, a gestire le cose nel migliore dei modi, credo ci sia riuscito, poi ovviamente i ragazzi sono loro che entrano in campo e quindi hanno giocato benissimo e quindi hanno meritato la vittoria chiaramente, però sì, tutti lo volevamo, però è chiaro che non era scontato assolutamente. Salto di palo in frasca, parliamo di motori, perché insomma, per chi non conoscesse Sofì e chi non l'avesse ancora fatto, invito ad andare a recuperare la bella intervista che abbiamo fatto lo scorso anno, che trova sia in forma testuale sul nostro sito, ma soprattutto in forma video sul canale di YouTube. Vabbè, Sofì è di Bologna, intanto questo lo diciamo in maniera forte, quindi Bologna, motori, abbiamo visto anche questa dal tuo profilo Instagram, insomma, sei stata anche a Misano per la Superbike, non mancano le foto con bolidi, che so, Ferrari o quant'altro, perché ricordo che tua mamma conduce un programma che parla di Formula 1 in un'emittente bolognese, e quindi il riferimento ai motori non può che esserci. Commento su questa estate motoristica, sia sulla Formula 1 che magari anche su MotoGP e Superbike. Ti aspettavi un Bagnaia così poco performante? Insomma, dici un po'. Diceva, in Formula 1 quest'anno la Ferrari fa fatica e chiaramente i risultati non arrivano, poi vabbè, l'ultima gara è andata un po' meglio, però fatica, cioè abbiamo due piloti che sono stratosferici, però se poi non hai o comunque la macchina è peggiore di quella degli altri, è chiaro che fai fatica ad ottenere risultati e quindi purtroppo quest'anno stanno andando un po' così, mi dispiace, però
speriamo che facciano qualcosa, insomma, per l'anno prossimo, perché vada un po' meglio, dai, perché così è triste vedere un po' la Ferrari che non vince mai. Speriamo che l'anno prossimo, dai, vada un po' meglio. Vada un po' meglio. Abbiamo qualche piccolo problemino Sì, di di connessione. connessione, Sofia. Questo un po' ci dispiace. E l'ultima domanda che ti farei è se sei andata già in questa nuova stagione a vedere la Fortitudo. Perché non arriva? Francesco, C'è un po' di, sento. c'è un po' di ritardo. Eh. Allora, proviamo così, Proviamo. Prova a uscire e rientrare nel link che ti abbiamo mandato. Vediamo se riusciamo a recuperare. Prove Vediamo un tecniche po', di trasmissione. Esatto. Alla fine comunque noi diciamo della Sardegna, noi abbiamo sempre una bella connessione fra chi sta fuori, ci sono sempre connessioni clamorose. Incredibile È questa così. cosa. Questo ci fa rivalutare un po' anche Esatto, rivalutiamo. rivalutiamo le infrastrutture, non troppo però, perché poi se no ci Non sediamo sugli esageriamo allori perché no, e non no. va bene, Ecco, e la non va tassa da pagare bene. ogni giorno, esatto, Roby. Proprio Esatto, quello. con questi continentali. Vediamo se riesce, eccola qua, Vediamo. vediamo se ora va Vediamo. un po' meglio. Quanto? Proviamoci. Sì, Ora ok. ci sei. meglio. Perfetto. Scusa, è che qui la connessione è un po' da sistemare. Va bene. No, ti chiedevo se fossi già andata a vedere la Fortitudo quest'anno. No, purtroppo no, non sono ancora andata perché ovviamente loro giocano la domenica, io gioco la domenica e quindi Quindi bisogna decidere, insomma. Bisogna far devo fare. aspettare aprile. Aprile è dolce Bisogna- dormire, ci sta. Bisognerebbe Non virtuo. cambiare. No. Assolutamente bisogna aspettare insomma, la fine del campionato, perché ricordiamo comunque Sofì, per chi non lo sapesse, è figlia di Andrea Blasi, Micio, non a caso infatti porti anche il suo nome nel tuo nome completo, che è Sofia Andrea Blasi, icona appunto della Fortitudo. No, ti volevo fare un'altra domanda, adesso mi è sfuggito con questo problema di connessione. Quindi Luca, da ex bolognese, visto che hai vissuto a Bologna, insomma, no? Sì, io ho vissuto 3 anni a Bologna, quindi infatti ti chiedevo, quindi non vai a vedere la Virtus? No, ovviamente no. Neanche, guarda, penso che non succederà mai. Cioè, succederà solo nei casi in cui ci tornerà a essere il derby, allora. Esatto, ci sarà il derby brava. per ovvi motivi. Brava. Adesso al di là delle battute, visto che io comunque ho abitato lì per 3 anni, quindi vedo un po' in Emilia, da non confondere con la Romagna, ovviamente c'è una distinzione, sottile distinzione, motori, calcio, basket, ma in generale, tu prima hai parlato, mi hanno portato a fare il libero, ma ero attaccante prima, se non sbaglio, giusto? Giocavi un po' più avanti. E allora ti faccio questa domanda: come nel calcio è capitato Pirlo da trequartista in mediana, Çalhanoğlu idem, come hai preso tu questo arretramento di posizione e ormai te ne sei fatto una ragione, visto che comunque hai vinto anche 2 premi come miglior libero, oppure è sempre la speranza che nei prossimi anni ritornerai nel tuo ruolo iniziale? Allora, sono sincera, io quando ho cambiato ruolo l'ho fatto un po' perché, cioè, io non essendo altissima, l'attaccante sì, ero brava, però chiaramente in prospettiva, cioè io sono una persona molto ambiziosa e quindi ho detto, cioè, se voglio arrivare a giocare in Serie A e in nazionale, ovviamente avrei dovuto cambiare ruolo. E a me, io l'avevo fatto un anno prima, cioè l'avevo fatto qualche anno prima per un anno in nazionale perché il libero titolare si era fatto male e quindi chiaramente l'allenatore mi ha chiesto se mi sarei potuta mettere la maglia dell'Italia, non dici mai di no, e non mi era piaciuto proprio per niente, quindi io ho sempre continuato a giocare nonostante fossi brava col bagger,
però a me proprio non piaceva. Poi sei una ragazzina di 16-17 anni che gioca a pallavolo, cioè si vuole divertire, e quindi è chiaro che ho sempre continuato ad attaccare. Poi mi sono resa conto che l'obiettivo era diventato quello, e quindi in prospettiva avrei avuto molte più possibilità cambiando ruolo, e quindi ho detto perché no, se c'è la possibilità cambiamo e proviamo, vediamo come va, e poi in caso torniamo indietro. E devo dire che mi è piaciuto, cioè nel senso non rimpiango l'attacco, e adesso mi piace, quindi sicuramente no, adesso non cambierei più, anche perché sta andando bene, è una cosa che adesso mi piace, anche se è totalmente diversa da quella di prima, però no, sicuramente non tornerei più indietro. Ok, non si torna mai Ormai fa indietro, parte di giusto? te, di questa Giusto. nuova, di Ormai è questa nuova così. parte della tua vita e della tua carriera. Sofì, grazie davvero intanto per aver accettato il nostro invito, e soprattutto ti aspettiamo in Sardegna, perché quello che ti volevo dire prima era quello, ovvero quando torni in Sardegna sappi che insomma ci sono Assolutamente. ancora tanti amici in quest'isola, va bene? Grazie. Grazie Francesco a Una... te dell'invito, e mi dispiace per il problema di prima, ma qui Tranquilla, Non c'è problema. non è assolutamente un problema. Davvero, grazie allora Sofì Blasi, libero della Futura Volley Busto Arsizio. In bocca al lupo, Sofì, per questa stagione. Ci sentiamo presto. grazie. Crepi. Ciao Ciao. Sofia, ciao ciao. Ciao. Eccoci qua. Caro Luca, Caro lei. caro lei, Allora, bella ci giornata, sono- bella puntata anche oggi. Tanta Emilia, tra Sassuolo e Bologna con esatto, Sofia, hai esatto. visto? Oggi Casuale, in maniera casuale. bisognerebbe mangiare emiliano oggi allora a Esatto. pranzo per Andare a continuare Modena. questa Ah, esatto, per andare a Modena a continuare, mangiare, così per mettiamo tutti continuare d'accordo. per continuare a metà strada tra Esatto. Sassuolo e Bologna. Va bene, allora io direi che possiamo chiudere. Incredibile, 11:04, fra, Ma incredibile. non per altro, perché tanto ci rivediamo tra 6 ore in Esatto. diretta. Quindi, No, anche perché bisogna fare un po' di cose nel frattempo, preparare, insomma. Invece C'è Pavazzi non Pavazzi. speri morti, dice il nostro Gianluca, sempre puntuale e sul Mitico. posto e sul pezzo. Marco dice: siete bravissimi, perché Sky non vi ha dato ancora un canale solo per voi, sarebbe una bomba. Grazie Marco, assolutamente. Ti vogliamo bene, ma Luca Di Leonardo non può andare su Sky, ci sono io ho dei superato contenziosi. l'età. No, ho Ci sono dei superato l'età, contenziosi. c'è una diffida in corso, quindi Esatto, perché chi è nato nel 1800 non può, proprio a livello di sono fuori tempo contrattualistica, massimo. Esatto. non hanno i moduli, capito? Perché Esatto. sono già scritti con 1900 e lui è del No, 1800. c'è il 200 già, 19 non c'è più, quindi è finita. Finita la parte. Canale di Mamarranca stasera alle 17:30 con Luca Di Leonardo, no? Giusto, sì, 17 però. 17:30, no, giusto. No, 17:30. 17:30 direttamente Grande a Gianluca. Mollo con una chiatta. Barcollo, Luca ma non mollo. oggi farà il collegamento su una chiatta sul Mamarranca. Tra l'altro, non so se avete letto che devono fare il canale navigabile, quindi potrebbe essere effettivamente anche questa una nuova ipotesi. La per il regata di futuro, Cagliari. Luca. Così. No, Regata di proprio Cagliari. collegamenti sulla chiatta, prepartita sulla chiatta con Luca Di Leonardo, organizziamo 2 pezzi di salsiccia, 2 muggini pescati al volo, un po' di polli sultani e ci siamo, dai, tutto Perfetto. sommato. Beh, almeno lì la connessione andrà bene, non ci saranno problemi di connessione. Poi sfrutti l'acqua, è un conduttore, a quanto pare, un Esatto. ottimo conduttore di wifi, probabilmente di segnale. Salutiamo gli amici di Sporticus che Eccoci. commentano. Cosa ne pensate di oggi? Che sensazioni avete? Speriamo non piova. Esatto, e la cosa più il importante bene- è per il speriamo bene- che non piova. Esatto, vince la nutria, sicuro, la regata Sicuro, del cane. Ci 100%. vuole scontare, assolutamente è così. Vince a Che mani sensazioni basse. hai, Luca Di Leonardo? Dai, rispondi. Sensazioni... non è facile, posso dire questo, nel senso che secondo me viene sottovalutato il Sassuolo. Ed è una squadra che se là davanti, è vero che manca Berardi, quindi manca tantissimo, ma Berardi ha fatto un gol. È una squadra che segna quanto il Cagliari. Bisognerà capire la giornata di Lorientè, perché secondo me lui, se in forma, è un giocatore che è capace di spostare, diciamo,
a favore del Sassuolo. Se invece si ritrova il classico Lorientè che quasi non ha voglia, perché io lo vedo molto simile al Leao, cioè quei giocatori quando si accendono diventano ingestibili, perché comunque immarcabili, ma se invece il giorno non hanno voglia sbagliano l'impossibile, quindi non è così semplice. Quindi io penso un pareggio, spero in una vittoria ovviamente, ma penso un pareggio 0-0. Per me vince il Cagliari. Grande. Per me invece il Cagliari vince. Oggi non vi so dire il risultato. Prima ho detto la battuta sulla doppietta di Gaetano, sarebbe molto bello. Te immagini? Ma vediamo anche in base alla formazione, perché secondo Tra me comunque vedremo. Sono curioso. È un Io grande sono già di direttore. natura. È un super direttore, direi, è un apostolo, un santo, un po' tutto. Citazioni di livello. Va bene, Umidicio, Lorientè, San Alberto sotto le coperte. Sì. Con la CCA. Va bene? Chiudiamo Ragazzi, con questo. allora ci ritroviamo, sì, assolutamente. Ci ritroviamo alle 17:30 con il pre-partita di Cagliari Sassuolo con il buon Luca Di Leonardo e Roberto Pinna dallo stadio, e poi più tardi, chiaramente dopo la partita, intorno alle 20:30, minuto più, minuto meno, post partita ci sarà no, non c'era nessuno, perché non c'è Matteo Zizzo, stavo dicendo una fesseria, sto giro non c'è per la Lazio invece, va bene? Perfetto, Quindi ci aggiorniamo più tardi, ragazzi. 17:30. Esatto. Buon pranzo. Buon proseguimento, buon pranzo. Grazie a chi e ci ha si vede seguito, dopo. continuate a seguirci, mettete like, tutto quello che volete. Se volete noi siamo abbonarvi qua. è sempre bello, basta Esatto. cliccare lì sotto dove c'è il Esatto. simbolo del soldo, click, Esatto. abbonamento. Esatto. 0,99. Poi Magico Cagliari, scrivi da Scrivi abbonato, per visto noi. che sei abbonato, scrivi sulla chat degli abbonati per sapere poi quella roba che hai chiesto prima, ti risponde Luca Di Leonardo, che ha in mano il discorso economico, quindi sa perfettamente cosa, quelle che sono le cifre. Attenzione. Va bene? Va benissimo. A dopo. Va benissimo. Sigla! Ciao ciao. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire la Sardegna voce, è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. 131.
Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.